Suona la campanella e si scatena il caso politico. Siamo al liceo Lioi, nel centro storico di Vicenza. Alcuni giovani di Azione Studentesca sui gradini d'ingresso dell'istituto stanno distribuendo volantini ai ragazzi che entrano a scuola, ma vengono criticati da alcuni insegnanti. I professori si sono messi a sbraitare e non felici si sono messi a dire che i nostri ragazzi stanno facendo propaganda fascista all'interno delle scuole. E qui esplode la bomba politica. Sì, perché il caso arriva al consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Gio Formaggio, che oggi pomeriggio si è precipitato davanti al liceo per contestare l'approccio degli insegnanti che hanno ostacolato il volantinaggio sui gradini all'ingresso della scuola. Sono venuto a portare solidarietà ai ragazzi perché sono stati accusati di fascismo, quando il vero fascismo è non poter lasciar manifestare o parlare la gente. E proprio mentre Gio Formaggio sta dicendo queste parole in piazza San Lorenzo, ecco che passa la docente che avrebbe ostacolato il volantinaggio di stamattina. Non vuole essere ripresa e noi rispettiamo la sua richiesta, ma quello che si scatena è un confronto acceso con il consigliere regionale di Fratelli d'Italia che difende i contenuti del volantino. Questo lo pubblicherai in un libro di scuola perché qua non c'è niente di fascismo. Non mi dica questa cosa, perché se venisse qua davanti un, drappello di estrema sinistra avrei fatto la stessa cosa. Quelle scale sono area di pertinenza scolastica, tant'è vero che noi insegnanti, e questo ve l'ho detto anch'io stamattina, non possiamo neanche fumare una sigaretta lì, perché è considerato perimetro scolastico. Non siamo venuti per le scale, siamo venuti per la parola fascismo. Qualcuno si deve scusare per aver dato dei fascisti a dei ragazzi con la fedina penale pulita, bravi ragazzi che stanno facendo del bene, Allora, io mi scuso. Benissimo, benissimo, ma io accetto le scuse. Insomma, alla fine le parti si chiariscono. Il volantinaggio sarebbe stato ostacolato non per i suoi contenuti, ma perché si era tenuto in una zona di pertinenza dell'istituto. I giovani di Azione Studentesca però rivendicano i contenuti del volantino. Il volantino dal titolo Volontà, lotta, vittoria dice che è contrario alla carriera alias all'interno delle scuole, che bisogna difendere la propria città, difendere l'orgoglio nazionale e praticare sport per avere un corpo sano e una mente sana. Non vediamo che temi ripolvevoli ci siano in questo volantino e rivendichiamo le parole. Insomma, una bufera politica che però come un temporale si scatena e si sfoga in una mezza giornata per poi esaurirsi. Domani è un altro giorno e i giovani di Azione Studentesca torneranno a fare volantinaggio, ma fuori dall'istituto. Noi torneremo a volantinare in questo liceo rispettando quindi le regole dell'istituto e stando dall'altro lato della scalinata. Tuttavia pretendiamo che i nostri volantini e il nostro pensiero possano comunque entrare all'interno della scuola. La nostra Costituzione prevede il pluralismo di idee e lo tutela. Dunque i nostri ragazzi sono liberi di volantinare in qualsiasi liceo o istituto scolastico vogliano. La nostra Costituzione garantisce a tutti e Azione Studentesca, ma anche Fratelli d'Italia, non accetta da nessuno che vengano rilasciate patenti di democraticità. Che i ragazzi magari abbiano sbagliato a stare davanti alla porta dell'ingresso, ci sta, mi sono scusato personalmente con professori e dirigenti, però che questi ragazzi vengano accusati di fascismo non sta né in cielo né in terra. Vicenza ha problemi molto più gravi di questo.